Continueranno anche oggi per altri 3 giorni gli accertamenti irripetibili iniziati a Ravanusa dopo una lunga riunione che si è svolta nella mattinata di ieri, che ha visto le parti confrontarsi tra loro. Da un lato i consulenti degli indagati, che hanno fatto delle osservazioni e delle proposte operative recepite dai pubblici ministeri. Una lunga riunione nella biblioteca di una scuola attigua alla via Trilussa, l'Istituto Manzoni, a pochi metri dall'esplosione che ha provocato la strage. Prima quindi di indossare i caschi di protezione, le scarpe antinfortunistiche e gli altri dispositivi, e iniziare quindi gli accertamenti. Dopo un lungo confronto, finito intorno alle 15 di ieri, si è dato il via agli scavi per localizzare esattamente il punto della perdita del gas, che poi ha creato un'enorme bolla saltata per aria accidentalmente. Da oggi ci sarà proprio una prova di forza sottomessa a pressione del gas l'intera zona di via Trilussa, dove è avvenuto lo scoppio. Un gas o qualcosa di simile sarà immesso nella condotta in modo che si possa evidenziare dove si trovava la falla che causò la perdita del metano e quindi la strage, sotto ovviamente l'attento controllo dei tecnici della Procura, che dovranno individuare l'esatta localizzazione della perdita. Ma i controlli della Procura non interesseranno solo quella piccola porzione di territorio vicino a via Trilussa, ma anche quelle altre che passano sottoterra, ovvero quelle della luce e anche quella dell'acqua, in modo da avere una sezionatura di ciò che attraversa il sottosuolo, utilizzando, ricordiamo, una sostanza vaporizzante che permetterà una migliore localizzazione di eventuali perdite del gas. Ricordiamo che il pool della Procura di Agrigento, presieduto dal capo dell'ufficio Luigi Patronaggio e dell'aggiunto Salvatore Vella, composto anche dai pubblici ministeri Sara Varazza e Chiara Bisso, l'ultimo giorno dell'altro hanno fatto notificare dai carabinieri l'avviso di garanzia a 10 indagati, ovvero ai vertici nazionali e regionali di Italgas Reti, società che gestisce la condotta del gas per l'ipotesi di reato di disastro, omicidio colposo e lesioni colpose. Anche la Procura, atto che la Procura ha definito dovuto, come previsto dallo stesso capo dei PM, con una nota per consentire agli indagati di partecipare alle attività tecniche in contraddittorio. Italgas Reti SpA si è subito dichiarata disponibile a ogni tipo di collaborazione con l'autorità giudiziaria. Vedremo quali saranno gli sviluppi dell'operazione Verità iniziata ieri.